E torna come di consueto il Brusaveccia a Bosco Chiaro di Cavarzere. Un saluto a tutti da parte di Andrea Bolognese dal gruppo Facebook e la pagina Facebook e il blog di Adria del Polesine, dove voi potete iscrivervi e lasciare le vostre locandine, le vostre manifestazioni. Poi noi dal gruppo Facebook lo condividiamo sulla pagina, se abbiamo tempo facciamo anche il file audio. Allora, e poi se volete tanta buona musica c'è radiorovigo.net, che ringrazio come sempre perché mi ospita col mio programma radiofonico Selected for You tutti i venerdì dalle ore 15 alle 16. Ci sentiamo lì a Radio Rovigo. Ok, allora Brusaveccia a Bosco Chiaro, domenica 5 gennaio 2020 ci siamo, Bosco Chiaro di Cavarzere. Siccome tutti gli anni, come al solito, ci sarà grande festa, quindi domenica 5 gennaio nel pomeriggio la Brusaveccia che sarà accesa dagli arcieri storici di Monselice, Padova. Sì, per tutti cioccolata calda, cioccolato caldo, vin brûlé e assaggi. Per i più piccini ci saranno anche le calze della Befana. Il pomeriggio sarà rallegrato dai trampolieri e poi ci sarà il tradizionale bombasin. Oh, che bello! Io andrei solo per il bombasin, per vedere questa tradizione nostra, diciamo polesana, che con questo toro, con questo uomo che praticamente si veste con un'impalcatura, la ricopre e mette una testa di toro sopra. Vabbè, sì. Allora, le tradizioni sono sempre bellissime. Poi alle ore 19 ci sarà la lotteria, sempre stiamo parlando del Brusaveccia a Bosco Chiaro di Cavarzere, domenica 5 gennaio, lotteria con splendidi premi e poi a seguire lo spettacolo pirotecnico. Benissimo, quindi domenica 5 gennaio, non prendete impegni, 2020 ovviamente, Brusaveccia a Bosco Chiaro di Cavarzere. Grazie a tutti per l'ascolto, un saluto da parte di Andrea Bolognese, sempre qui dal gruppo e dalla pagina Facebook e blog di Adria del Polesine, e se avete voglia ci sentiamo anche per radio su radiorovigo.net. Ragazzi, che saluto come sempre e ci sentiamo il venerdì pomeriggio dalle ore 15 alle 16. Ciao a tutti da Andrea, ciao.